Eccolo lì, mister Juris, buonasera. Buonasera, ancora commosso. Si aspettava un'accoglienza invece così calorosa, perché abbiamo sentito molti applausi. No, cioè non No, sapevo come i tifosi volevano accogliere me, anche se qualcuno ha fatto fischi qualche fischio c'è stato, qualcuno ha detto anche parolacce, io penso che è normale in mondo di calcio, Certo. a qualcuno piasi, a qualcun altro stai su ovi, però chiarissimo. io ringrazio che non si sa, soprattutto quelli che ha fatto applauso. Che non si sa. Si è emozionato, immaginiamo. Ovvio. Non sono mica di legno massiccio come al Marone di Centomo. Che salutiamo. Salutiamo il Piero, il Ciao, nostro Piero. grande amico. Ovvio, sabato è stato per me un caretto e mezzo di emozioni. Avevo un groppo in gola che mi pareva di aver mangiato bala di canone e bim bum bam. Consiglierebbe a Tudor di rimanere a Verona? È ovvio, io di sicuro direi a Igor non fare grande cagata come ho fatto io, resta qua, c'è bella città, belli tifosi, c'è lago, c'è montagna, c'è Torresele, c'è gente matta come Sestini di Vimini, c'è buon da maiare, da bea, c'è belle stroppe. Ecco, sappiamo che le piace quella. Ma dove vuoi andare? Ascolta Igor, resta qua. Che c'è anche gol de Ponta all'unico. Ecco, bravo mister Juris, questo sì che volevamo. Senta, mister, ha detto che a Torino comunque si trova bene, naturalmente non abbiamo motivo di dubitare, ma c'è stato un momento in cui si è pentito di essere andato via da Verona. Scusi un attimo però, porti pazienza, perché mi sembra che dove ha il simbolo del Torino, sì, è vero. Scusi, sotto c'è qualcosa. No, ma sei scusato. Subito la sensazione era questa, di pentito, perché quando metti tantissimo cuore, e pensi di cambiare le cose anche nella società, è un po' come quando tu hai bella stroppa, Eccolo, sapevo io. Hai bella stroppa per le mani, ma lei si veste da gresa, con capelli da gresa, ma tu sai che lei è bella stroppa, che ha bel telar, Giusto. E tu ci metti tutta anima per tirarla fuori, la porti da parrucchiera a Micaela, che tra l'altro l'aveva a casa a fartela piegare anche l'uni. Addirittura. Ci metti tutto cuore. Ma poi ti accorgi che forse hai pestesato troppo il suo sacchetto scortale, capito? E allora capisci che è arrivato un momento di andare fuori da ovi. Io ho capito di essere andato oltre, però adesso io sono cambiato, adesso io non sono più come Caco Ciuccià. No, adesso forse sono più maturo. Quello come il capo, bella immagine, bella metafora. L'unica cosa che posso dire, pensando tutto, io ho stato da Dio. Vedi. Difficile da spiegare. No, non si commuova di nuovo, ci commuoviamo anche Dove va, mister? Mister, un'altra volta, non ce la fa. Mister, ho qualche domanda per lei, Mister, dai, vediamo se ce la fa. Ma tu sei per... Non dimenticatemi! Io ho stato da Dio. Io voglio... No, mister, no. Io ho stato da Dio. Abbiamo capito. Con questo... Vabbè, la salutiamo. Va bene. Io ripensando a tutto. Chiudiamo. Io ho stato da Dio. Abbiamo capito questo, dai. Grazie mister, alla prossima. Grazie. Non dimenticatemi! In collaborazione con Roldo e Carrozzeria Verona. Vado sicuro. Mototaxi, i fattorini di Verona. Airforte, la Fal.0 Serramenti.